Bisogna cominciare a ragionare su 1 miliardo in più per i comuni da qui a fine anno, si rischia di dover infatti fermare i tram, tenere parte delle città al buio, spegnere completamente le luci sui monumenti e razionare i riscaldamenti. Questo è l'allarme lanciato 2 giorni fa da Alessandro Canelli, che è il delegato al fisco locale dell'ANCI nazionale, ma anche sindaco di Novara. Cosa succede? Che ovviamente i comuni rischiano grosso a causa di queste bollette shock. Il caso di questi giorni è quello di Premariacco, qui il sindaco Michele De Sabata, che Salve. Grazie per l'invito e per la possibilità di spiegarmi che quello che sta accadendo. Fa parte della delibera pure questo, spiegare ai propri cittadini cosa succederà. E infatti, adesso può spiegare semplicemente che atto lei ha fatto, il primo in Friuli Venezia Giulia. Diciamo che innanzitutto partiamo proprio da quello che ANCI dice e da quello che noi abbiamo trovato sul tavolo, nel senso che è inimmaginabile che il governo centrale per tutti questi mesi con i rincari che abbiamo avuto non abbia pensato in maniera corposa a pareggiare i bilanci, ovviamente non ad aumentare, a pareggiare i bilanci. Invece abbiamo avuto dei piccoli aiuti, addirittura tramite il governo regionale, tramite la giunta Federica abbiamo avuto quasi quasi gli stessi importi, per cercare di calmierare queste bollette. E qua arriviamo a quello che in questi giorni si sta dicendo, è inutile rincorrere il pagamento della bolletta, sarebbe cosa gradita da parte di tutti abbassare il prezzo, perché rincorrere e pagare le bollette è un'operazione che ha già trovato il suo fine per quanto riguarda noi comuni. E lo spiego in maniera semplice, noi ogni anno facciamo dei bilanci, dobbiamo prevedere per forza di cose, tipo nel 23 cosa andremo a spendere. Ogni anno abbiamo delle risorse che arrivano certe e quelle risorse vengono suddivise nei vari servizi che un comune dà. Poi ogni comune si diversifica nei propri servizi, chi punta più sulla scuola, chi più sugli anziani, chi più sul lavoro. Tutto questo fa parte del know-how che ha un comune e anche quello che si può notare un comune più o meno virtuoso, ma in base alle caratteristiche e all'amministrazione che lo gestisce. Quindi l'anno scorso, in previsione degli aumenti, perché ovviamente... A marzo ci si è resi conto di quanto stava accadendo? Ma già l'anno scorso, infatti noi siamo uno dei pochi comuni virtuosi che a 31/12 chiudiamo il bilancio. Quindi abbiamo chiuso il bilancio dello scorso anno, il 21, dicendo che nel 22 è molto probabile che andremo incontro a degli aumenti pari circa al 20%. Aumento a doppia cifra, ci pareva addirittura esagerato, ma ripeto, stiamo larghi perché poi come succede in tutti i bilanci, se avanzano soldi c'è l'avanzo di bilancio per l'anno dopo. Parliamo di spese correnti, quindi vorrei anche togliere le famose battute che oggi su Facebook leggevo, no? Non è un problema che spendiamo i soldi in altro, queste sono spese correnti che non possono essere spese in altro, mentre le strade, i marciapiedi, tutti gli altri sono altri tipi di spese che non si possono toccare, quindi parliamo di spese correnti. In questo momento qua Premariacco nel suo modesto bilancio, che pareggia a 1 milione di euro, ci siamo trovati con 100.000 euro di aumenti, oltre il 20% che ne avevamo messo, siamo arrivati al 100% dell'aumento delle ultime bollette. Quindi di 1 milione voi spendete, mi pare di capire come previsione, in questo 200.000 euro? 220.000 euro solo per la pubblica illuminazione. Un quinto solo per la pubblica illuminazione. Poi ce ne sono 60.000 per tutti gli edifici e siamo a 2,80 e poi c'è il gas. Al giorno d'oggi una palestra mi costa 2.000 euro. Impossibile da spalmare sugli utenti perché la palestra è a servizio delle scuole. Le scuole stesse hanno un costo straordinario, ma non si può ovviamente tagliare. E a questo punto voi capite bene che un comune non è un'azienda. Fermo restando che un'azienda o anche un negozio potrebbe adottare delle strategie. Un comune non vende nulla e non compra nulla. Ha un bilancio, è una coperta e se questa coperta alla fine viene tagliato un pezzo non ce la facciamo a chiudere il bilancio. Siamo già alcuni mesi, anche tramite ANCI, che chiediamo un contributo non per fare strade e marciapiedi, ripeto che è un'altra cosa, chiediamo un contributo per pareggiare i conti, perché da adesso in poi la vita per i comuni costerà il 20% in più, non è previsto nessun calo per il prossimo anno e quindi darmi il 5% di contributo manca il 95%. Ora a questo punto non è
per far polemica, ma abbiamo fatto questa scelta drastica perché la realtà è questa. Ecco, può spiegare la scelta qual è stata? Noi abbiamo soldi, diciamo a tutti, insomma. sì, noi abbiamo soldi per pagare tranquillamente per chiudere il 22, probabilmente ce la faremo chiudere il bilancio, che è una cosa meravigliosa perché gli 8.000 comuni italiani non lo chiuderanno il bilancio quest'anno, perché sono cifre pazzesche, spaziali. Ci vuole un'iniezione di fiducia, sentivo parlare prima di 1 miliardo, io non sono un ragioniere, neanche un economo, ma io penso che solo di corrente siamo sui 2 miliardi, sì. Parlandone col Presidente Fedriga, secondo me andiamo anche sui 4 miliardi che serviranno per gli 8.000 comuni italiani. Ricordiamoci che i comuni sono un'emanazione del governo e vivono con i soldi che vengono dati. Senz'altro i contribuenti oggi mi hanno detto, ma allora pagheremo meno di tasse, no? Infatti chiedevo, no, non pagheremo, la mia domanda anzi, se rischiano di pagare di più alla fine. Assolutamente, il problema è questo, visto che dicevo prima noi non abbiamo nessuna attività, non vendiamo nulla e non abbiamo un pozzo di petrolio sotto casa, l'alternativa che ti viene data, e ci è stata data quest'anno, pensate alla fortuna, ha detto se avete avanzo di bilancio lo mettete a pareggiare il debito, se avete soldi che vi avanzano li mettete a pareggiare i debiti, correttamente magari, no? Perché in una famiglia si fa così, si toglie il superfluo, avevamo dei soldi in più, li abbiamo messi tutti, avevamo la fortuna di avere ancora 80.000 euro di Covid, del fondone Covid, che era uno degli argomenti che si poteva usare, l'abbiamo spalmato ovviamente sulle bollette, ma adesso il cassetto è vuoto. E da buon padre di famiglia, o mettetela come volete, o da sindaco, mi chiedo come farò pagare. Se io poi non pago le bollette, cosa mi farà l'Enel? Mi chiude la luce. Perché l'Enel non si pone il problema della sicurezza o meno. Ora abbiamo deciso di fare questo tipo di operazione. Noi abbiamo una fortuna e una sfortuna. Una fortuna di essere una comunità piccola, e quindi siamo soggettati a certe regole e ci possiamo permettere anche di spegnerla la luce, perché non abbiamo tram, sentivo parlare prima, non abbiamo tutte queste cose, non abbiamo, possiamo farlo. Abbiamo anche noi comunque degli incroci importanti, abbiamo la sfortuna di ereditare un impianto obsoleto. Solo lo scorso anno abbiamo investito 150.000 euro, ripeto, ricordiamoci il bilancio, no, del Comune di Premariaco, 150.000 euro per mettere i LED, e quindi noi siamo arrivati a questo punto al Comune di Premariaco a mezzo impianto, quindi 600 pali a LED e gli altri 600 sono ancora obsoleti. Ma sono anche le cabine da cambiare. Queste cabine non ci permettono di aprire a ore. Vorrei avvisare tutti, anche i miei colleghi sindaci che oggi mi hanno tempestato di chiamate. Accendere un lampione sì, un lampione no, non è a norma. Abbassare il lumen lo possono fare solo gli impianti a LED che hanno le cabine di comando a LED. Per fare un esempio che ormai mi riconosco tutti nel mondo del calcio, lo stadio della Juventus o anche l'Udinese, dove ci sono i LED e la regia LED, può fare esattamente come quando eravamo giovani noi in discoteca, si accende e si spegne quando si vuole. I lampioni dei comuni del 90% dell'Italia non sono a LED e non possono fare questo, non si possono accendere e spegnere perché non funziona e non c'è nessun risparmio ad abbassare, fermo restando che non si può abbassare i lumen, perché non è in regola pure neanche questo. Allora, tramite la Polizia Municipale, tramite il nostro comandante, ci siamo messi d'accordo, abbiamo fatto un ragionamento se era possibile o no, ovviamente c'è stata fatta una delibera di giunta, abbiamo discusso di questo, l'assicurazione garantisce che comunque viene fatto il risarcimento in caso di, cosa che non ci auguriamo, e sommato tutto abbiamo deciso di fare questa decisione drastica per colpa del nostro impianto, è una scelta per noi abbastanza facile, a che ora spegniamo, abbiamo scelto la mezzanotte per il Comune di Premariaco. A partire dal 15 ottobre, perché aspettiamo ancora ovviamente l'ordinanza che mi verrà data dalla Polizia Municipale, i responsabili della sicurezza. Questo ci aggiungo anche per chi è interessato a usufruire di questa possibilità, esiste non solo il buonsenso ma proprio il codice della strada che ti dice che se tu entri in un certo posto, in un certo paese e c'è la nebbia o c'è la pioggia, tu la velocità la moderi comunque di base perché il codice della strada lo prevede. Quindi al di là del limite di 50 all'ora, se tutti sanno che in quel comune non c'è l'illuminazione, e attenzione che ci sono anche tanti comuni che l'illuminazione non ce l'hanno, e se tu non hai l'illuminazione, in quel paese vige la prudenza di chi deve guidare la macchina. Prudenti, quindi bisogna stare più prudenti del solito. Allora, sentiamo però i suoi concittadini, siamo andati a intervistarli oggi con il nostro Daniele Paroni, vediamo se le dicono lei ha fatto un'ottima scelta oppure sono contrari. Il servizio.
Il sindaco di Premariacco ha deciso di chiudere dal 15 di ottobre l'illuminazione pubblica da mezzanotte fino alle 7. Cosa mi dice? Io potrei anche essere d'accordo, però è troppo buio la sera, cioè è troppo pericoloso. Mi sembra una buona idea per venire incontro un po' e risparmiare qualcosina, mi sembra una pensata sensata. Non sono contraria che facciano quello che ritengono giusto, però insomma un po' di luce. Insomma, una volta facevano una luce sì, una no. Io farei un lampione sì e uno no, come si era già fatto anni fa, e mi sembra una cosa più equa. Ma va bene, tanto fuori non si può stare più di tanto, per cui non servono tenerle accese. È giusto. Voglio dire, il fatto che poi il paese sia al buio. Al buio sì, però se non c'è un'alternativa al rincaro della corrente da qualche parte bisognerà correre ai ripari, credo. Sarebbe una buona cosa veramente. Oggi con caro bolletta non si arriva più a fine mese, quindi, ma non solo io, come tante famiglie qua. Ci sono degli aspetti secondo me negativi e positivi. Negativi per la sicurezza notturna delle persone, positiva sicuramente per le bollette. Va bene, che si chiudano le luci a mezzanotte, io vado a dormire di solito, quindi per me è anche ok. Se tutto è al buio, anche la questione sicurezza forse viene un pochino meno, ma siccome noi sappiamo che le nostre bollette sono salatissime, bisogna fare qualcosa per risparmiare. Eccoci, quindi del sabato ha sentito, no? La gente ovviamente è divisa, normale, ognuno esprime la propria opinione, mi pare però tendenzialmente che sia un po' anche condivide, diciamo, la scelta da un certo punto di vista, perché se così non si può fare, diamoci tutti una mano, perché in questo momento se no la ricaduta è sull'intero paese. Allora, io andrei in pubblicità, tornerei perché io vorrei affrontare con lei anche la questione del sabato, sulla questione della sicurezza, proprio anche questione di telecamere, anche non solo a fronte di incidenti, ma anche a fronte di malviventi, perché certo, ovviamente questo potrebbe anche purtroppo aiutare chi vuole compiere atti delittuosi. Permettimi solo una cosa, dopo le interviste della mia gente devo dire che sono ancora più orgoglioso di essere sindaco di Premariacco. Benissimo, pubblicità. Bollette shock, comuni al buio, questo insomma è il titolo di questa serata di screenshot che pone l'attenzione sui comuni che non riescono a venirne fuori per quanto riguarda le previsioni del bilancio a causa di queste bollette. Il caso è quello di Premariacco, qui vicino a me, Michele De Sabata, che è il sindaco della cittadina, che si trova di fronte a rincari pazzeschi e per far quadrare i conti anche nei confronti dei cittadini, anche per non vedersi spegnere completamente le luci, perché comunque il comune è un ente che deve pagare un gestore, ha detto basta, le luci si spengono da mezzanotte a partire dal 15 di ottobre. Abbiamo sentito la gente che c'è chi condivide e chi no, ma mi sembra che siano propensi a dire diamoci tutti una mano, quindi appoggiano anche il loro sindaco, però c'è qualcuno che dice sì, ma la sicurezza dove sta dopo? Mi verrebbe da chiedere, le telecamere individueranno nel caso in cui ci fossero atti delittuosi e qualcuno potrebbe approfittarne anzi di questo? Allora, lunedì scorso abbiamo avuto un incontro fra tutti gli 8 sindaci, noi facciamo parte di una comunità. Tutti gli 8 sindaci eravamo proprio il comandante della Polizia Municipale, non parlavamo proprio nel merito di questa operazione che facciamo a Premariacco, ma si parlava in linea generale. Noi a fine anno andiamo ad inaugurare nelle 8 comunità 200 telecamere, è una cifra spaziale di telecamere, con orgoglio. Ci sarà una grande sala regia fra l'altro a Cividale dove arriveranno. Solo per la privacy ci hanno messo quasi più di un anno per metterlo a posto, ci saranno all'interno anche le fototrappole, c'è tutta la normativa e vi dico che è una cosa pazzesca. Voluto da tutti quanti noi sindaci, voluto dalla Polizia Municipale perché le telecamere sono un deleterio importantissimo, sono un sistema che noi adottiamo e sposiamo, ci sono dei finanziamenti ad hoc, l'abbiamo fatto e quindi sono il primo a dire, ha ragione il mio cittadino a dire, col buio evidentemente qualche rischio in più corriamo. Io comunque devo correre qualche rischio perché poi devo prendere anche delle decisioni e questo sì, è davvero un rischio che potrei prendermi, fermo restando che le telecamere attualmente che noi abbiamo a Premariacco, così faccio anche un po' di, come dire, vi do anche una notizia, leggono le telecamere e le leggono anche molto bene. In un test fatto nell'ultima settimana di prove, in tutta la comunità, non solo Premariacco ovviamente, sono transitate 200 autovetture senza assicurazione.
Anche questo mi dà motivo di avere un pensiero negativo e positivo, no, tutti e due positivi. Uno, che la gente non ha i soldi e non paga l'assicurazione. Due, C'è un dato pazzesco quello che lei ha dato. Dato pazzesco. Cioè, Dato pazzesco. nel comune di Premariaco. Non nel comune di Premariaco, nella comunità, negli 8 comuni. Negli 8 comuni. Negli 8 comuni. Magari non sono direttamente degli 8 comuni i residenti, Ovviamente. ma comunque chi passa in questi 8 comuni sono transitate 208 macchine che sono 200 autovetture sono transitate senza assicurazione. E queste telecamere fanno anche questo tipo di funzione, che poi non è pescata la macchina se arriva il verbale a casa, è semplicemente una questione di fatto che quella macchina, sapendo poi chi è il titolare, si può andare a trovarlo, fra virgolette. Questo è un pessimo segnale, tra l'altro. Non è solo tipo le fototrappole, perché ne parlavo prima, perché anche queste danno un segnale di inciviltà per quelli che abbandonano. Ma se dovessero tutti spegnersi e andare al buio, riusciranno a beccare di nuovo queste 208 Assolutamente sì, le telecamere di questo tipo leggono le telecamere lo stesso. Quindi leggeranno anche nel caso in cui ci fossero macchine che commettono atti delittuosi. Vorrei dire una sciocchezza, però permettimela di dire. Sì. Mettiamoci nel momento dell'incidente, i fari sono accesi delle autovetture, le telecamere stanno funzionando. Certo. Fatalità vuole che negli ultimi 2 mesi a Premariaco abbiamo avuto 4 sinistri, di cui 2 hanno tranciato il palo con la luce accesa ovviamente. Uno si è capotato e ha ribaltato il palo con la luce accesa ovviamente. L'altra mattina, purtroppo alle 6:30, è stato un incidente un po' serio, si sono fatti anche male e eravamo con le luci accese. Ora mi si dice con le luci spente c'è più razzia negli appartamenti, non è vero, non c'è nessuna correlazione. Poi su Facebook oppure nel bar si possono raccontare 1000 cose. Non c'è nessun studio che dice questo, l'unico studio è quello inglese che dice che non c'è nessun rapporto. Mi permetto pure una battuta, molto spesso vediamo i malfattori in casa, probabilmente anche con le persone dentro che ci dormono, magari col frigo aperto e magari svaligiano anche il frigo, quindi anche la luce del frigo accesa. Non è deleterio avere le luci spente. Il malvivente andrebbe analizzato il problema a monte, no? Perché ci deve essere la gente che ruba nelle case e soprattutto non è un lampione che ferma una rapina, mettiamocelo in chiaro, non è un lampione che ferma un incidente. Se poi tu sei a 80 all'ora, come è successo purtroppo a Porcia, e magari sei anche sotto l'effetto dell'alcol, è la colpa che sia del lampione diventa veramente difficile. No, questo vorrei che fosse chiaro per tutti. I ladri non verranno a Premariaco perché è buio, verranno a Premariaco perché sanno che probabilmente c'è qualcosa da fare. I ladri vanno, purtroppo sono attrezzati per fare questo e lo sanno dove stanno andando. Quindi senz'altro l'impressione è che nel buio si possa fare cose diverse, ma come ben sapete i ladri, se c'è buio, adoperano le pile, i raggi pure loro, perché devono vedere dove rubano. Comunque vanno anche quando non ci sono gente in casa, non assolutamente quando stanno dormendo, magari questo è l'ultimo modus operandi, poi non si sa mai. Le faccio sentire la sua collega Bernardi cosa dice a proposito. Servizio su Cividale. Cividale si prepara ad attuare le contromisure per fronteggiare l'aumento astronomico delle bollette. Al momento la giunta guidata dal sindaco Daniela Bernardi ha accantonato 700.000 euro, ma le preoccupazioni rimangono. Il problema è proprio questo: da mezzanotte alle 7 del mattino non ci sarebbero problemi per chiudere tutta l'energia pubblica della città, perché farlo solo diminuendo l'intensità, cosa che abbiamo già fatto, riducendo un po' gli orari, cosa che abbiamo fatto, ovviamente il risultato non c'è. Il risultato si ha, il risparmio si ha solo ed esclusivamente con la chiusura. Quindi ci stiamo organizzando in tal senso, ma la mia preoccupazione è: succede qualche cosa, siccome le strade sono strade sì pubbliche ma del comune di Cividale, poi se succede qualcosa diventa responsabilità del primo cittadino, del sindaco, e quindi ne risponde. Questo è il ragionamento che nell'ultima settimana stiamo cercando di orientarci su delle scelte. La numero 1 dell'amministrazione comunale ducale, tra l'altro, annuncia che è cambiata la modalità anche di utilizzo degli uffici pubblici, suggerendo anche di indossare un abbigliamento più pesante. Ovviamente noi dobbiamo garantire che le scuole abbiano, oltre che illuminazione, anche il riscaldamento. Bisognerà cercare di razionalizzare anche questo, garantendo il riscaldamento a tutti in maniera ovviamente un po' attenta, ma soprattutto bisognerà cercare di far sì che una maglietta in più, qualche cosa in più si debba mettere. E un'altra notizia è rappresentata dal fatto che potrebbero essere a rischio le luminarie natalizie. Stiamo già guardando al Natale. Il Natale è un momento di gioia, un momento in cui
in cui tutte le città si illuminano, in cui tutte le case si illuminano con gli loro alberi. Stiamo, e grazie comunque anche agli operatori commerciali di Cividale che stanno soffrendo come imprenditori, stiamo trovando delle soluzioni alternative che rendano bella la città, accattivante, ma che siano allo stesso modo un segnale in cui non si può ovviamente spendere o disperdere energia elettrica. Quindi lei mi dice che a Natale Cividale non avrà le luminarie? Cividale probabilmente non avrà le luminarie, non posso però anticipare la sorpresa che riusciremo a fare, perché io sono convinta che insieme, già c'è stato l'incontro con Ruolo, Boccolini e Temporini, stanno ragionando su come rendere bella la città, lietante la città, ma ovviamente non con le luci. Io ringrazio veramente Daniele Paroni per aver fatto questo reportage oggi insieme a Fabio Di Bernardo, veramente bravi. Sono andati un po' in giro, anche avevano intervistato, poi vediamo se riusciamo a mandarlo, se no lo potete vedere anche nel corso dei nostri telegiornali, il servizio con Doriano Favotto, presidente dell'ANCI. Voi luminari non avete problemi, nel senso che non le spegnerete? No, ovviamente ogni anno noi acquisiamo delle luminarie nuove o acquisiamo delle particolari luminarie, questa spesa non la faremo. Abbiamo in casa delle luminarie a LED e saranno correlate al palo, quindi a mezzanotte anche loro andranno a riposo. Mi ha fatto piacere che Cividale, che la ritengo la mia capitale morale, la capitale della nostra comunità morale, la città più bella che abbiamo, la città UNESCO, abbia sottoscritto e segnalato quello che è la verità. I soldi non ci sono, bisogna trovare l'unica forma di risparmio, non è un palo sì, un palo no, bisogna spegnere. Quanto andrete voi a risparmiare alla fine con questo calcolo? Ci sono due particolarità. Ovviamente adesso abbiamo fatto una chiacchierata e non stiamo a tediarvi con quello che è la burocrazia, ma ovviamente abbiamo fatto una delibera. Nella delibera devi scrivere perché chiudi e tutte le motivazioni, devi appellarti ai codici della strada, cosa fatta, quindi chi ha pazienza di leggere la delibera del comune la va a vedere. E soprattutto devi dare dei tempi, no? Perché non è giustificabile che io chiudo tutta la vita la pubblica illuminazione. Ci siamo dati dei tempi, 6 mesi, che possono essere anche di meno, se le cose cambieranno, se il gas ritornerà a prezzo normale, siamo pronti a ripartire come l'abbiamo sempre fatto. Da ogni male un ben, si dice in Friuli, e anche questa è una lezione che ci ha accelerato e ci porterà sempre più sul risparmio energetico. Ovviamente i comuni avevano già intrapreso questa strada, prima vi avevo già detto dei 150.000 euro da quando sono io sindaco che abbiamo investito nella pubblica illuminazione, e ogni anno il governo ti dà dei piccoli soldini. Ovviamente questa procedura porta 10 anni per farlo. Questa emergenza che ci ha messi tutti quanti con le spalle al muro ci dovrà per forza di cose accelerare nel cambiare tutti gli impianti che abbiamo, ma così per inciso, un impianto primariaco di questo tipo necessita in questo momento di circa 1,5 milioni, 2 milioni di euro. Se il discorso è di prima, se ci danno 1 milione, col milione non riesco a pagare le bollette, figuriamoci dove troverò questi soldi. Però la giunta Federica fino ad oggi è rimasta sempre vicina a noi e questo sarà il futuro anche dei comuni. Bisogna investire in strade, in pubblica illuminazione, bisogna ridare al Friuli. Anche la coperta del sabato è corta un po' per tutti, quindi è difficile poi anche che la regione stessa possa dare dei soldi a aiutare i comuni. È molto attenta. Prima mi sono permesso di dire che ci ha dato una parte in conto corrente di denari la regione che era pari quasi a quella che ci ha dato il nostro Super Draghi. Quindi facciamo i complimenti a Federico a Draghi, ma comunque mi pare che la regione è molto più piccola della nazione, quindi lo sforzo che ha fatto la regione, e so che sono pronti a farne un altro, anche perché è inutile aspettare tante cose. Noi le bollette le dobbiamo pagare a fine mese. Attenzione che qualche comune, è una cosa che ho anche detto ai miei concittadini, qualche comune ha dismesso degli operai addirittura, sono andati in pensione in quiescenza e non hanno assunto più nessuno perché con quel risparmio pagano le bollette. Attenzione che questa è la deriva di tutti quanti noi come società e come comunità. Bene, di sabato no, non è bene, ma bene nel senso, come conclusione la ringrazio per essere venuto in trasmissione da noi. No, vi ringrazio voi perché questa è la possibilità che ci date sempre, io lo dico sempre, di farci sentire da tutti. Telefriuli poi è una televisione vista da tantissimi e vi ringrazio per il servizio che ci avete dato e per l'opportunità di spiegare. Spero di non essere stato lungo. Assolutamente. No, è fatto apposta, questa trasmissione sull'attualità è fatta apposta anche per dar voce e per spiegare ai cittadini e fare direttamente ad arrivare a casa il messaggio anche dei primi cittadini che sono le sentinelle del territorio. Grazie del sabato.
grazie a tutti voi per averci seguito, torniamo la prossima settimana, sempre mercoledì, a partire dalle 19:45 con Screenshot. Arrivederci.